Noi tutti gli anni facciamo un momento aperto a tutti i cittadini per far vedere un po' le cose che facciamo durante tutti i giorni dell'anno in cui siamo impegnati, nonostante il lavoro dei volontari, perché Parco Baleno è gestito da volontari, siamo impegnati a cercare di costruire delle proposte, soprattutto educative e didattiche, rivolte ai bambini. La nostra scommessa è quella di cercare di insegnare alle giovani generazioni e quindi anche ai genitori un modo diverso, che è anche poi un modo antico di intendere il rapporto con la natura e l'ambiente, attraverso una forma di esperienza diretta. E quindi tutte le attività didattiche che facciamo con le scuole, circa 2500 bambini passano attraverso Parco Baleno nel periodo primaverile, sono tutte attività che sono volte a scoprire la natura attraverso l'esperienza diretta e manuale. I ragazzi volontari del Centro di Recupero della Fauna Selvatica hanno deciso anche, prima di liberare gli animali che abbiamo recuperato, di presentarne qualcuno in maniera ravvicinata. C'è stato il falco pecchiaiolo prima e adesso è il turno del barbagianni, che è un animale notturno ormai molto raro nelle nostre campagne e molto bello anche da vedere. Non sarà liberato lui stasera, però avremo la possibilità di vederlo da vicino. La nostra missione, diciamo così, è proprio quella di creare delle occasioni educative, quindi la maggior parte delle attività è rivolta verso le scuole o verso anche corsi che facciamo anche per adulti, come per esempio tutti i corsi che abbiamo fatto riguardanti gli orti, che abbiamo chiamato Università degli Orti. È un modo per, diciamo così, presentare una maniera di rapportarsi con la terra da parte anche degli adulti. Le attività sono tutte attività finalizzate a delle attività educative, oppure dai volontari che vogliono prestare la loro opera, come quelli che si occupano della cura e della riabilitazione dei rapaci. Gli animali che liberiamo adesso sono molto spaventati, quindi nel momento del lancio bisognerebbe stare zitti, no? Non applaudire dopo che è volato via comunque, e dargli la possibilità di scegliere l'itinerario che crede più opportuno. Potrebbe essere dentro quell'albero come lontanissimo. Vediamo come riprendono la libertà i 3 animali che abbiamo recuperato. C'è una poiana, un gufo e una civetta, e dopo vedremo chi saranno quelli che sono stati selezionati per ridare a loro la libertà, vedendo il volo sicuramente tranquillo degli animali che sono stati recuperati perfettamente. 3. 2, 3. Ciao bella. Buon viaggio. Vai! Wow.